ripeto, il Crotone scenderà in campo con 8-9 elementi della stagione precedente ed è un grande vantaggio. Proveremo a metterli in difficoltà avendo studiato i loro punti deboli. Dobbiamo costruirci quell'identità che servirà per far bene nel corso del campionato. Il modulo del Crotone è il 4-2-3-1 come hanno giocato nelle gare precampionato. Zauli, allenatore del Crotone, ha detto l'anno scorso ha vinto una e 7-8 squadre erano lì a dire che sarebbe stato l'anno della rivalsa. Quest'anno vogliamo che il finale sia diverso. Ripartiamo da ciò che di buono e di meno buono è successo l'anno scorso. Sappiamo che inizieremo con una partita molto difficile, ma vogliamo giocarcela. Bene, la sfida tra Catania e Crotone, valida per la prima giornata di Serie C, ripeto, gruppo C, si giocherà oggi venerdì 1 settembre. E che dire, quindi lo stadio Angelo Massimino sta fremendo visto i 14.000 abbonati che manco certe squadre di Serie A c'hanno. Quindi poi le probabili formazioni sono: Catania gioca col 4-3-3, Livieri, Ratisarda, Curado, Quaini, Mazzotta, Zammataro, Ladinetti, Rizzo, Chiricò, Sarau, Marsura e allenatore Taviani. Crotone invece schiera il 4-2-3-1, Dallatterio, Spaltro, Papini, Bovi, Giron, Vitale, Felipe, Dussi, Rojas, Tribuzzi, Tumbinello, allenatore Zaule. Bene, buona serata a tutti, mettete un like, condividete e se volete commentate. Ciao, forza Catania e forza Juve. Se possono avere 2 donne, se possono avere 2 mogli, io tifo 2 squadre, una è la mia città e una è la super signora, la squadra del mondo, non di Torino, del mondo. Forza Juve, forza Catania. Ciao.